Ed eccoci qui, cari telespettatori, nel nostro spazio. Mi sono trasferita fisicamente, sono con il signor Renato, grazie di essere qui con noi, collaboratore dello SPCGL, perché vogliamo ricordare qualcosa di molto importante con l'anno nuovo, l'avevamo detto già con l'anno vecchio, ovvero che cosa? Cosa sta succedendo? Niente, presso la nostra sede dello SPI di Albignasego, diverse decine di cittadini pensionati si rivolgono appunto presso la nostra sede per chiedere informazioni di come ci si deve comportare rispetto a questa diciamo, adempienza, e cioè come fare per bloccare la perequazione automatica in forza del decreto legge del 6 dicembre 2011 numero 201, cioè il famoso decreto Monti, che bloccava diciamo l'adeguamento delle pensioni superiori a 3 volte il minimo, e cioè, cioè da 1.405 euro in su, per sempre in sostanza. Diciamo che allora noi come sede, sin dall'aprile del 2016, abbiamo mandato a tutti i nostri iscritti una lettera dove appunto informavamo i pensionati che era necessario, era importante bloccare questa perequazione, perché scadevano i 5 anni da quando era Allora c'è una introdotta. prescrizione, cioè una volta che si prescrive questo diritto lo si perde e ai noi non si possono più avere delle rivalutazioni di questa pensione. Esatto. Per bloccare questa prescrizione bisogna fare una semplice lettera raccomandata, Esatto. L'abbiamo detto. Una volta chi l'ha fatta non occorre che la faccia più, per carità. Chi non l'ha fatta ha ancora tempo. Ecco, chi non l'ha fatta, noi appunto specialmente negli ultimi giorni del 2016, allora quando i mezzi di informazione avevano divulgato la notizia che il tempo stava per scadere, decine e decine di cittadini pensionati si sono recati, e io mi ricordo che fino agli ultimi giorni, alle ultime ore del 2016, abbiamo aiutato i nostri pensionati a fare questa domanda, che appunto dopo era compito loro, che dovevano spedirla all'INPS con ricevuta di ritorno, in modo che avessero una pezza, un documento giustificativo della loro richiesta. Adesso con il 2017 adesso vedremo cosa succede. Bisogna chiedere lumi a chi è più a conoscenza. Allora noi chiederemo lumi a Maria Pistorello, che come sempre ci supporta e vi darà la risposta. Allora, il signor Renato, che collabora con lo SPCGL, in modo particolare ad Albignasego, è uno dei tanti collaboratori che voi potete trovare agli sportelli, per cui lo conoscono gli abitanti di Albignasego, ma ci sono tantissimi comuni in tutto il Veneto che lavorano e tantissime persone come il signor Renato che si danno da fare, si prodigano e sono a vostra disposizione, sia telefonicamente per avere informazioni, sia fisicamente, quindi vi possono dare una mano. Io la ringrazio a questo punto, grazie molto di essere stato qui con noi, grazie molto. Maria Pistorello prende il suo posto e ben arrivata, ben ritornata, grazie. Buon inizio anno. Altrettanto, grazie a tutti i nostri telespettatori. E allora adesso, Maria, vediamo un attimo come risolvere la questione, perché coloro che non hanno fatto nulla, magari hanno trascurato la lettera che era arrivata, o se la sono presa comodo, o non hanno avuto informazione, perché poi alcuni ci hanno detto l'ho sentito per puro caso, non ci ho prestato attenzione, per quanto voi siate insistenti, precisi, puntuali, però ai noi. Cosa possono fare? Intanto lo dico subito, così non vengo stracapita, no? Come si dice qui dalle nostre parti. Allora, il blocco della prescrizione riguarda soltanto quei pensionati che negli anni 2012-2013 avevano una pensione superiore alle 1.400 euro mensili, superiore a 1.400 euro mensili lordi, e non hanno avuto alcun aumento per effetto della legge Fornero. Insomma, in quei 2 anni là, nel 2012 e 2013, sono rimasti con le loro pensioni intatte senza vedere nessun soldo di aumento. E sono moltissimi comunque. Sono molti, ecco. Sì, certamente. Nel Veneto sono molti. Come diceva prima Renato, noi abbiamo spedito ai nostri iscritti una lettera a casa spiegandogli tutto quanto e dicendo: guardate, è meglio che
interrompete i tempi della prescrizione entro il 2016. Perché? Perché successivamente a questo blocco famigerato della rivalutazione della pensione è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale che ha detto che non era legittimo privare i pensionati con quell'entità di pensione, privarli della rivalutazione. Di conseguenza il governo ha fatto una legge, ha risarcito i pensionati ma con pochissimi soldi rispetto... Una tantum ha fatto. Sì, chiamiamo diciamo proprio una tantum, gli ha dato qualcosa ai pensionati. Noi come SPI-CGIL abbiamo subito detto, supportati anche dall'attività dei nostri legali, del patronato Inca, abbiamo subito detto che intanto prima di tutto quanto dato dal governo era troppo poco. La seconda cosa che ci sono le possibilità di arrivare a una nuova pronuncia della Corte Costituzionale, perché il governo non ha seguito gli ordini, diciamo, i dettami della prima sentenza. Allora cosa abbiamo fatto? A livello veneto, ma lo hanno fatto tante regioni, abbiamo proposto alcune azioni legali pilota, le abbiamo patrocinate e abbiamo questo obiettivo, arrivare a una nuova sentenza della Corte Costituzionale che possa dare ai pensionati tutto quello di cui avevano diritto. Quando è che arriverà questa sentenza? Allora, cioè, il problema è proprio questo, quanto bisogna aspettare. I tempi della giustizia italiana li conosciamo, sono dei tempi purtroppo troppo lunghi e allora, siccome sono già passati 5 anni dal 1° di gennaio del 2012, bisogna interrompere i tempi della prescrizione. Perché in caso di sentenza favorevole ai pensionati, così non si perderà neanche un centesimo dei soldi di cui si ha diritto. Insomma, diciamo che per avere per intero gli arretrati bisogna interrompere i tempi della prescrizione. Ma cosa fare? Se un pensionato non ce l'ha fatta a fare la raccomandata, che potete trovare, il cui facsimile e anche assistenza per la compilazione potete trovare presso le sedi dello SPI-CGIL, se non ce l'ha fatta a farla, la può fare anche adesso, tranquillamente, perché si perderanno pochi giorni rispetto agli arretrati di cui si è Quindi diritto. ancora questo è importante ricordare, certo. Siete ancora in tempo per fare questa raccomandata, sì, per sì. farvela fare, più che altro voi fisicamente andate in posta a fare la raccomandata, ma viene redatta in un prestampato dagli uffici dello SPI-CGIL, esatto. per cui c'è ancora possibilità, ci si rimette pochi soldini, ma almeno se poi la sentenza dovesse uscire e in qualche modo essere favorevole, sì. riconoscere questo diritto, c'è possibilità. Certo, c'è la possibilità di avere per intero gli arretrati. Ecco, chi dovesse farla, non so, entro gennaio, per dire, perde al massimo un mese di arretrati, però perché si ha diritto a 5 anni di arretrati al massimo. Diciamo che per avere gli arretrati per intero bisogna fare la domanda dell'interruzione dei tempi della prescrizione e si può fare se uno se ne accorge a gennaio, ma se ne dovesse accorgere a febbraio va bene lo stesso, insomma, la può fare, non perde molto, ma è meglio sempre farla. Esatto, quindi se è vero che ci sono state delle cause pilota, che quindi solo alcuni cittadini a nome di tutti gli altri le hanno fatte, per sentire anche la consulta e così via, non è altrettanto vero per quanto riguarda la prescrizione, quindi non è che se la fa uno va bene per tutti, ma tutti i cittadini, ognuno deve farla per conto proprio, questo è importante. Mentre le cause non è necessario che le facciano tutti i cittadini, ne bastano alcune, no? Perché l'obiettivo nostro è di arrivare alla Corte Costituzionale, per far questo bastano poche cause, invece la prescrizione ti cautela, insomma, dall'avere per intero diritto agli arretrati. Ci sono degli orientamenti di cui siete a conoscenza già indicativi? No, sappiamo che già alcune cause sono state mandate alla Corte Costituzionale perché insomma si pronunci, però non abbiamo idea di quando insomma avverrà questo. State sperando. Noi contiamo che avverrà nel più breve tempo possibile, però adesso questa è la prima trasmissione del 2017, per cui io oggi questa sera volevo parlare anche ai nostri ascoltatori un po' di quello che li aspetta, no, per il futuro.
Beh, intanto credo che nei giorni scorsi i pensionati hanno riscosso la loro pensione e avranno visto che anche quest'anno, per il secondo anno di seguito, non c'è stato alcun aumento delle pensioni. Infatti l'aumento viene fatto in base all'inflazione e l'inflazione, almeno in via presuntiva, è zero. E allora, io ho portato una slide, chiedo se gentilmente la possono mandare dalla regia, eccola qui, per far vedere proprio, eccola, la rivalutazione delle pensioni negli ultimi 10 anni. Come vedete, guardiamo subito le ultime due righe, no? 2016-2017, aumento delle pensioni 0%, vedete? Però vediamo ed è la prima volta, è da quando è in vigore questo sistema, quindi dal 1992 è la seconda volta ormai che l'aumento delle pensioni è zero proprio per effetto, per il fatto che non c'è aumento del costo della vita, almeno con i sistemi con cui si calcola l'aumento del costo della vita. E allora se vediamo nel 2015 invece, che l'ho messo in grassetto, lo vedete, c'è stata un'aliquota definitiva di aumento delle pensioni dello 0,2%, ma siccome ogni anno si decide quanto saranno aumentate le pensioni, si decide prima della fine dell'anno, si decide nel mese di ottobre, quella presuntiva era stata dello 0,3%, quindi ai pensionati nel 2015 era stato dato uno 0,1% in più. E che cosa incombe adesso sulla testa dei nostri pensionati? Incombe il fatto che dovrebbero restituire quello 0,1% in più che hanno percepito nel 2015. Allora, faccio un esempio, su una pensione di 500 euro stiamo parlando di 50 centesimi al mese, su una pensione di 1000 euro al mese sempre stiamo parlando di 1 euro al mese, che in un anno fanno 13 euro. Il problema è questo, che la legge di stabilità del 2016 aveva previsto che non si chiedesse la restituzione ai pensionati di questi soldi dati in più nel 2015 e si rimandava a un tempo successivo, no? Sperando insomma, che nel frattempo magari fosse ripresa così un po' l'inflazione e quindi ci fosse un aumento delle pensioni. E invece non c'è stato questo aumento, per cui adesso probabilmente nei prossimi mesi verrà chiesto la restituzione di questi soldi dati. Noi come SPI-CGIL avevamo chiesto che nel decreto milleproroghe fosse inserito lo slittamento della restituzione, certo, proprio tenendo conto delle cose che dicevo prima. Per adesso non è stato fatto niente, siccome il milleproroghe comunque deve essere convertito in legge, insomma speriamo ancora in un intervento del governo in modo che i pensionati non debbano restituire questi soldi. E comunque in ogni caso, poi se la regia può gentilmente rimandare la tabella di prima, faccio vedere che nel 2012 e 2013, prima parlavamo, no, del blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a 1.400 euro mensili lordi in quei 2 anni. In quei 2 anni, guardate, nel 2012 c'era stato un aumento del 2,7% delle pensioni, quindi hanno perso parecchio quei pensionati lì, e nel 2013 c'era stato un 3% di aumento e quindi insomma stiamo parlando di soldi, di tanti soldi. Se la sentenza dovesse arrivare a buon fine, insomma noi abbiamo calcolato che mediamente i pensionati dovrebbero ricevere, quel tipo di pensionati, quelli che devono interrompere la prescrizione, dovrebbero ricevere sui 3.500 euro di arretrati, quindi non pochi soldi, per questo gli diciamo fate l'interruzione dei tempi della prescrizione. Ma andiamo avanti con le novità. Allora, quest'anno la pensione è stata pagata il secondo giorno bancabile del mese, il 3 di gennaio. Cosa Però vuol dire su questo vuol dire che invece, siccome dovrebbero essere pagati il primo del mese le pensioni, invece c'è stato uno slittamento. È intervenuto il decreto milleproroghe stabilendo che da febbraio le pensioni dovranno essere pagate il primo giorno bancabile, quindi saranno pagate prima, insomma qualche giorno in anticipo. E poi ci sono anche delle altre novità per quanto riguarda il 2017, grazie all'accordo tra il governo e i sindacati.
e tra i quali anche il nostro, c'è stata l'elevazione della no tax area e quindi pensiamo che le pensioni intorno agli 8.000 euro annui lordi dovrebbero vedere un miglioramento, un qualche aumento, non hanno aumento automatico, quello no, ma dovrebbero risparmiare rispetto alle tasse che devono pagare. E poi, lo ricordo, c'è l'aumento della 14ª del 30%, però la 14ª sarà pagata a luglio, sì, e quindi va bene, quello bisognerà aspettare a luglio, e poi invece è stata elevata la 14ª per i redditi fino a 1.000 euro mensili lordi, e quindi insomma va bene adesso questo che... Però io voglio ricordare sempre ai nostri ascoltatori che c'è la possibilità di passare dalle sedi dello SPI-CGIL, anzi se la regia gentilmente vuol mandare i numeri di telefono, ecco, scriveteveli, perché noi ogni puntata ve li trasmettiamo, perché voi, se già non conoscete lo SPI-CGIL, se già non siete persone che frequentano le nostre sedi, che si informano sui loro diritti, dovete sapere che lo SPI-CGIL anche nel 2017 continuerà a fare il controllo delle pensioni, e quindi rivolgetevi nella sede a voi più vicina, che così potremo darvi tutte le informazioni e soprattutto controllare la vostra pensione, perché lo ricordo, cari pensionati e care pensionate che ci state guardando in questo momento, vi ricordo che molto spesso capita che voi abbiate dei diritti, abbiate la possibilità di prendere dei soldi in più nella vostra pensione, se non ne fate richiesta, ma se non ne fate richiesta non li potete avere. Quindi venite con fiducia allo SPI-CGIL. Maria Pistorello, chiarissima, grazie del suo intervento e dell'approfondimento, grazie a voi. Grazie anche al signor Renato che ci ha supportato con la casistica pratica. Naturalmente adesso sta a voi, chiamate le sedi, ci sono tantissime sedi provinciali, territoriali, andate a farvi fare una controllatina alla pensione, interrompete la prescrizione, siate attivi e dinamici, perché così potete anche recuperare qualche soldo e male non fa nelle proprie tasche. Grazie ancora, ritorniamo in studio, per cui restate con noi perché dopo la pubblicità riprende la nostra trasmissione.